Assessore, è un decreto che cambia la geografia del Veneto. Sì, un provvedimento importante, l'abbiamo approvato nell'ultima giunta e dà proprio le linee che i comuni stanno seguendo e che dovranno seguire da qua a fine anno, ma anche nei prossimi anni, per riorganizzare la struttura degli enti locali a livello veneto. Una cosa che sta dando frutti importanti, ha già visto su 280 comuni obbligati 230 che hanno già risposto e che già hanno fatto percorsi di unione o di associazionismo comunale, è una cosa che sta sicuramente ridisegnando il Veneto e sta dando, secondo me, una gestione migliore dei servizi nei confronti dei cittadini. Questa cosa molti sindaci l'hanno presa come un'opportunità, anzi la stragrande maggioranza come un'opportunità e non come un obbligo, proprio con l'ottica di migliorare i servizi ai propri cittadini. È una cosa che sta dando grandi soddisfazioni a noi e sta vedendo appunto molti sindaci veramente partecipare in maniera convinta a questo percorso di riordino. Non ci saranno sanzioni per chi non aderirà al progetto, ma voi darete incentivi in modo oculato. Allora, specialmente io sono per appunto dare incentivi e non fare costrizioni, però ricordiamoci che abbiamo una norma regionale, ma negli anni anche normative nazionali sono intervenute, quindi le prefetture stanno vigilando su ordine del Ministero degli Interni a questo percorso. Chi al 31 dicembre non arriva a fare questo tipo di appunto associazionismo comunale potrebbe essere dalle prefetture commissariato per iniziare la gestione e trovare l'accordo con i comuni limitrofi per fare delle convenzioni per mettere assieme servizi, quindi è una cosa che potrebbe accadere. Noi abbiamo istituito con le prefetture un tavolo di lavoro coordinato appunto per andare comunque nei confronti degli enti locali in maniera univoca e con messaggi univoci. Ci sono 14 aree che sono addirittura più avanti rispetto a questo progetto, si parla di fusioni di comuni. Sì, questa è una cosa che abbiamo notato fin dall'inizio, già a fine 2010 vedevamo una tensione positiva verso questa possibilità di fusione. Siamo partiti appunto avendo 3-4 gruppi di comuni che stavano pensando a questa cosa e sono quelli più avanzati adesso, ma in questo momento stiamo seguendo 14 gruppi di comuni che vogliono fare un percorso di fusione. Noi li abbiamo aiutati finanziando degli studi di fattibilità e anche economici, dimostrando i benefici che questi comuni avranno nella loro fusione, e già entro fine anno sicuramente avremo 3 referendum dei cittadini che dovranno esprimersi su questo progetto di fusione, perché i sindaci vogliono arrivare preparati alla tornata elettorale del giugno 2014 con un unico comune e non con ad esempio 6 comuni, Civitanova Polesine o quei comuni di Castellavazzo, Longarone o Quero e Vas, quindi vogliono arrivare già pronti al prossimo appuntamento elettorale avendo un unico comune e non più comuni. Il Veneto è ancora una volta più avanti. Sì, è una cosa che forse riesce bene ai veneti nel loro complesso, ripeto, stiamo parlando di molti sindaci di tutte le aree politiche e nel confronto che faccio con i colleghi di altre regioni, appunto questa tensione positiva in Veneto è molto più accentuata rispetto ad altre realtà e tanti appunto ci chiedono anche le nostre leggi e ci chiedono i nostri esperti che vanno a spiegare nelle loro realtà appunto quello che sta avvenendo in Veneto, perché probabilmente appunto da amministratori ma anche i cittadini hanno colto in maniera positiva i risultati che può avere questo tipo di riorganizzazione. Un risparmio in termini puntuali e precisi non posso darlo, ma ad esempio vi porto un dato di Civitanova Polesine, i 6 comuni che andranno a fondersi avranno un risparmio di 700.000 euro nei loro attuali bilanci, quindi senza incentivi, senza cose che comunque arriveranno automaticamente e li riverseranno in opere pubbliche, ma questo è un percorso di fusione. Quello che avviene per le unioni sono comunque dei risparmi nella gestione degli attuali servizi, cosa dimostrata dalle unioni che funzionano già in questo momento. La Federazione del Campo Sampiarese penso sia l'esempio massimo a livello veneto, dove grandi comuni messi assieme hanno dimostrato che danno migliori servizi risparmiando rispetto ai costi che avevano prima. Quindi è una cosa che non posso dare un dato veneto generale, ma sicuramente portando gli esempi che già ci sono dimostriamo che i servizi si danno in maniera qualitativamente migliori a un minor prezzo. Insomma, emerge un quadro di un Veneto tutt'altro che campanilista. Assolutamente, in questo momento le comunità locali e gli incontri che abbiamo fatto sul territorio, e ne ho fatti moltissimi anch'io, dimostrano che la gente sicuramente vuole salvaguardare la propria identità e questo rimarrà nella storia anche appunto ad esempio nei comuni che si vanno a fondere, però riuscire ad avere un'organizzazione più efficace e efficiente sta a cuore sia ai cittadini ma anche agli amministratori del Veneto.